Allora, ragazzi, vi presento un'altra associazione che collabora con Vivi Venzone, Vivi lo Sport, Vivi l'Emozione. Vi presento Alessandro, che è il presidente dell'associazione Scuola Kayak Friuli. Esattamente. Che ci racconterà un po' la storia di questa scuola e poi anche l'esperienza che c'è stata oggi. Esatto, noi siamo praticamente la sezione canoa del Centro Universitario Sportivo di Udine e facciamo corsi di kayak, corsi di canoa e attività con i gommoni di pack rafting, da pack rafting. I gommoni sono piccoli gommoncini da rafting che permettono di scendere i fiumi in assoluta sicurezza e ognuno porta il suo gommoncino, quindi a differenza dei gommoni grandi su cui si è tutti assieme, si scende singolarmente ma in gruppo. Noi accompagniamo sempre i gruppi con meno un istruttore ogni 4-5 persone, quindi in questo bellissimo evento abbiamo coinvolto un po' tutti i ragazzi del nostro staff. Stiamo facendo delle discese un po' a ripetizione perché ne faremo 4 al giorno, sia oggi che domani. E niente, il fiume oggi è splendido, molto divertente. La pioggia di questi giorni ha mantenuto il livello di acqua molto buono. Una raccomandazione che facciamo sempre a chi si approccia al tagliamento, al fella, insomma ai nostri fiumi: fatevi sempre accompagnare da una guida. È un piccolo investimento, però con l'acqua non si scherza, per cui è molto divertente, ce li godiamo tutti, sono una risorsa, un patrimonio che abbiamo, che hanno in pochi posti al mondo, belli come i nostri, e così. Quindi buona acqua a tutti, buone discese e ci vediamo in acqua.